No, dico, mo che l'ho visto da vicino, insomma, io non ci vorrei litigare con lei. E forse anche quello ha capito. Era meglio non venire troppo alle mani, perché insomma lei è ben piantato, è un bel pezzo di poliziotto. Ma poi squadra mobile di Napoli. Sono omicidi nella squadra mobile, nella questura di Napoli. Non è un posto di tutto riposo, diciamo. No, assolutamente. È un lavoro che prevede anche coraggio e altruismo. Ma il colpo d'occhio che è stato fondamentale, perché lei in pochi secondi ha capito non solo quello che stava succedendo, ma ha capito anche come agire, perché si vede proprio tutto un movimento che lei ha fatto. Allora, lei se ne è accorto subito, per questo sono entrati. Appena l'ho visto entrare i due soggetti, ho subito visto uno armato e ho notato subito l'altro che non era armato, quindi diciamo ho valutato subito gli elementi a mia disposizione, se possiamo dire fotografare la scena di in quel momento. Il soggetto non armato è saltato dietro la cassa, mentre il soggetto armato iniziava a puntare la pistola verso i presenti, girandosi anche verso dal mio lato. Io in quel momento non mi sono ancora mosso, perché per me la mia priorità era l'incolumità delle persone presenti, assolutamente non mettere in pericolo la vita dei presenti. Quindi a quel punto ho visto che poi si è fissava l'arma, cioè puntava l'arma verso le casse. Io comunque ero armato, avevo la mia arma di ordinanza. E a quel punto estrarre l'arma di ordinanza poteva essere un pericolo per gli altri. Poteva venire fuori una sparatoria e quindi ciò non esisteva proprio. Ed ho effettuato una classica tecnica di accerchiamento, accerchiare il soggetto, prenderlo, coglierlo di sorpresa, quindi andare quasi di spalle. A quel punto, un attimo prima, lui si è accorto della mia presenza e mi ha puntato l'arma. E a quel punto ho deciso, proprio innanzitutto ho fatto da scudo per tutte le persone, perché non doveva succedere comunque niente a nessuno, e mi sono buttato addosso ed ho iniziato a scappare. Quando ho iniziato a scappare poi diciamo è successo quello che poi si vede nel video. Il mio obiettivo era disarmarlo e poi bloccarlo e buttarlo a terra. Ecco, però poi dopo si è anche saputo che, come a volte, ma non si sa mai quando è la volta buona con quella cattiva, che l'arma non sarebbe stata in grado di sparare. No, era una pistola a salve. Era una pistola a salve, quindi... Però chi lo sapeva? No, lei sicuramente non lo sapeva. Sicuramente. Se non fosse stata a salve avrebbe avuto il tempo di sparare. Allora, diciamo sul confronto fisico, allora il soggetto mi poteva sparare, però comunque doveva essere un attimo, secondo me, più statico. Invece lui avendo la pistola a salve, quindi doveva solo pensare a scappare. Allora, quindi questo è stato, diciamo, il momento difficile è stato, c'è stato ed era quello. Però se lui avesse sparato, tranquillamente poteva sparare, comunque io lo potevo comunque aggredire fisicamente. Lo poteva aggredire, però sarebbe rimasto ferito. Sì, sicuramente. Per fortuna così non è rimasto ferito nessuno, è stato arrestato, il complice è stato individuato. Al momento ci sono delle indagini in corso, preferirei riserve. Prima o poi, vabbè, non riveliamo particolari, però sappiamo che insomma probabilmente anche lui sarà assicurato alla giustizia. Ecco, tutto questo non è facile da fare a mente fredda, cioè trovarsi davanti a uno che comunque si presume armato di un'arma letale e decidere di prenderlo, neutralizzarlo, evitando che la gente si faccia del male, eccetera, richiede una freddezza, una protezione di spirito, non è differente. Ha detto bene, in quel momento ci vuole coraggio e freddezza. La freddezza è quella di valutare elementi importanti affinché nessuno si faccia male. Lo ripeterò sempre questo, perché è la priorità. Per noi poliziotti in quell'occasione c'erano le condizioni per intervenire, quindi ogni situazione, altre situazioni non sono simili, quindi poi quella situazione per me si poteva intervenire e così è stato. E così è stato ed è finita bene, ma non per caso, perché Giuseppe è in gamba, ha avuto un buon addestramento, ne ha fatto tesoro, sa quello che deve fare e lo fa nella maniera giusta, perché questo poi è. Chi opera nel settore della sicurezza pubblica non si può affidare alla fortuna o al caso, deve calcolare quello che fa e deve saperlo fare, e questo è l'addestramento che rende questo.